E il 26 aprile 1970 è una data difficilmente dimenticabile non solo per i tifosi rossoblù residenti in Sardegna, ma anche per tutti gli isolani sparsi in giro per l'Italia. Come ad esempio a Torino. In occasione del grande trionfo vengono organizzati grandi festeggiamenti, prima ancora dell'inizio delle ostilità. La folla del comunale è tutta rossoblù. La Sardegna ha fatto uno straordinario investimento con Gigi Riva, con Scopigno e con tutti gli altri. Ed infatti questa squadra formidabile ha il potere anche di incrementare il turismo, di spingere nuove iniziative. È noto che durante le partite i pastori dell'interno seguono le imprese di Gigi Riva con l'orecchio incollato alla radiolina transistor. Si aprono nuovi alberghi e nuovi ristoranti. Anche questo è un segno di grande progresso. È soprattutto una certa Sardegna che cambia. Muta anche grazie alla squadra che viene additata in tutta Italia come esempio straordinario di efficienza, di simpatia, di collettivo vincente, perché fondato su sentimenti antichi come il mondo, eppure modernissimi ed eterni.